Perché presentare una conferenza stampa incentrata sulle malattie rare? Per sensibilizzare tutte le persone che non conoscono o che sono poco vicine a questa realtà e per cercare di fare squadra con tutte le associazioni formate dai familiari di queste persone che hanno varie età colpite da queste malattie rare. Ce ne sono molte, questi sono i mezzi per i quali noi siamo tenuti, visto che siamo anche in linea con il nostro presidente Alberto Stefani, che nel suo programma ha dato una sensibilità alla disabilità e al sociale e a tutte le azioni che ha già iniziato dal primo Consiglio regionale a fare e che faremo tutti insieme nel seguito di questi 5 anni. Quindi da qui questo è un inizio. È un inizio che sono orgogliosa di aver dato l'opportunità a questi testimoni di oggi di portare la loro conoscenza e anche la loro sensibilità a riguardo di queste malattie rare. Il tema delle malattie rare è un tema complesso come tutti i temi che riguardano anche la disabilità e noi ci stiamo muovendo in due direzioni. Da una parte sviluppare iniziative concrete e azioni amministrative puntuali che aiutino le famiglie e le persone che sono coinvolte in queste malattie, anche le persone direttamente ammalate, perché possano vivere una vita sempre più normale, sempre più integrata e sempre più anche bella insieme all'interno della comunità. E dall'altra parte ci stiamo muovendo con le iniziative come questa della Regione di sensibilizzazione per far conoscere a sempre più persone che esistono queste realtà e che ognuno di noi può dare un piccolo grande contributo. Come il vostro comune è impegnato nel cercare di contrastare le malattie rare? Innanzitutto sostenere le associazioni locali, ma maggiormente abbiamo attuato l'anno scorso il progetto del PEBA, il progetto dell'abbattimento barriere architettoniche, quindi abbiamo un progetto già sul tavolo, già presentato in Consiglio Comunale con l'approvazione della maggioranza per appunto combattere queste malattie e sostenere soprattutto anche le difficoltà che hanno queste famiglie. Dunque abbattere le barriere architettoniche sul territorio. E sostenere le famiglie. la malattia rare, Certo. perché poi abbattere le barriere architettoniche comunque aiuta tutti tutte quante le persone con disabilità. Certo. Sono papà di Valentina, che è una ragazza con questa sindrome, e io quello che ho sempre cercato di fare per dare una mano all'associazione è il divulgare la conoscenza, l'esistenza di questa sindrome dell'associazione per promuovere i propri progetti. Quindi io ho sempre avuto passione per lo sport, il mio impegno si è sempre dirottato in quella direzione, quindi corro con Valentina, facciamo gare di podismo, quindi maratone e mezze maratone, spingendo il suo passeggino. E recentemente ho fatto 2 viaggi per cercare di divulgare il nome dell'associazione, della sindrome, e abbiamo avuto appunto la possibilità su uno di questi 2 viaggi anche di essere ricevuti da presidente del CONI Malagò, adesso è cambiato, e anche da Papa Francesco, quindi insomma è stata un'esperienza importante. Spero che finché avrò le forze di poter continuare su questa strada, semplicemente per far conoscere i nostri ragazzi e per avere la possibilità di dare a loro più visibilità e una vita migliore. Il mio impegno sportivo è per portare in giro a conoscere delle malattie rare, tre associazioni di malattie rare, che per me è importante. Io faccio dai 9 ai 10.000 km all'anno per questo scopo qua e tutto quello che faccio nelle foto poi li metto nei miei social che vanno a loro.